No, perché noi quest'anno come Consorzio Friuli Venezia Giulia Vedi Sapori compiamo 20 anni, siamo nati il 21 settembre del 2000 e al di là dei tanti programmi che avevamo in mente che non si potranno svolgere ed eseguire, abbiamo pensato di guardare dentro di noi, di guardare il lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto di pensare al lavoro che dobbiamo fare, perché tutti sappiamo, ormai l'ha scritto, lo sappiamo, lo sentiamo, lo vediamo ogni giorno nel nostro lavoro, ci sono dei cambiamenti in atto che erano già in movimento ma che si stanno accelerando, per cui dobbiamo leggere il consumatore e quindi la nuova cucina è un cambiamento dell'alfabeto, è una rilettura dell'alfabeto della cucina, è una maniera nuova per reinterpretarla, ma non diremo reinterpretarla, noi partiremo dal prodotto, teniamo la tradizione alle spalle, l'anima della tradizione ci dovrà essere, la dobbiamo respirare, però dobbiamo trasformarla e renderla adatta al giorno d'oggi al nostro consumatore. Al di là di tutto il programma dei social, quello che faremo poi si concretizzerà in 20 cene che verranno fatte da settembre a ottobre, si chiameranno i giovedì di Friuli Venezia Giulia Vedi Sapori, dove in 2 località diverse 3 ristoranti cucineranno assieme, 2 saranno i nostri del consorzio e il terzo farà parte di un gruppo di 20 giovani chef che hanno accettato questa sfida e l'hanno accettato con grande coraggio, per cui noi contiamo molto, pensate siamo 40 ristoranti dislocati in tutta la regione che hanno accettato di sfidare loro stessi e questo è un bel segno, e quello sarà una cena aperta al nuovo consumatore, sarà una cena laboratorio, perché dovremo dialogare con il consumatore, saranno i primi testimonial, chi prenoterà, di queste cene e dovremo sentire quello che sarà il loro parere, la nuova cucina del Friuli Venezia Giulia.